in tema femminismi vari ed eventuali, perché adesso invece diamo il benvenuto a Marisa, che è la rappresentante di un collettivo femminile e femminista di donne legnanesi. Ciao Marisa. Ciao, benvenuta. Ciao a voi. Grazie. Grazie a te per averci scritto, perché hai giustamente detto: oh, ma io guarda che a Legnano proprio questa sera organizzo una cosa con le mie compagne. E allora diciamolo a tutti e a tutte. Raccontiamolo. Allora, sì, stasera proprio casualmente voi non potrete riprenderci, ma noi facciamo una bellissima serata che inaugura un ciclo di 4 serate, una per ogni mese tranne aprile, che hanno al centro temi che noi abbiamo giudicato essere importantissimi per i rapporti, le relazioni maschio-femmina. La prima serata, quella di stasera, è sul lavoro, e questa sera ci interroghiamo su essere uomo, donna o persona al lavoro. Quindi parleremo di relazioni sul posto di lavoro. Tirato là. Sì, non una roba facile. Sì, una cosa semplice. Sì, una cosa che per questo al pranzo della domenica con la nonna. Sì. Ma tu sei donna, uomo, persona? Effettivamente. Meno male che insomma, ci si pone certe domande. Volevo dire che abbiamo cercato anche di costruire dei giochi, delle modalità, insomma, per riscaldare un po' l'ambiente, per mettere a proprio agio le persone. C'è una modalità di iscrizione a queste serate e si svolgono nello spazio Ars di Legnano, in via Madonnina del Grappa. Ci sarà una modalità anche che ci tengo a dire che ci piace molto, cioè non saremo seduti su sedie e tavoli o altro, piuttosto saremo sdraiate su divanetti o seggiole e altro. Naturalmente siamo aperti anche alla presenza maschile, perché vogliamo che tutti possano dire la loro, perché anche gli uomini possono avere avuto problemi di lavoro come le hanno anche le donne. Forse un po' meno. Insomma, questi uomini possano iniziare, no, un po', come dire, a decostruire, a fare delle opere proprio di decostruzione di meccanismi che ormai, insomma, abbiamo ripetuto più volte, sono meccanismi culturali e che esatto. Bisogna piano piano cercare di smantellare. Queste sono proprio quelle attività che servono. Quindi Partendo dal comprenderli, per esempio. Marisa, assolutamente, dal riconoscerli, dal comprenderli, da accettarli, riconoscerli e via così. Non abbiamo detto il nome del collettivo. Il collettivo è proprio Wow Woman. Wow. Io l'ho detto Wow come lo dico io, che non piace alle mie compagne. Ci tengo a dire una cosa, Sì. che io sono vecchia, ma le mie compagne sono tutte molto giovani, e quindi c'è una modalità diversa di proposta, che non è la mia, diciamo, però partecipazione. ben volentieri io ho accettato Bene. questa proposta. Anche Wow è aperto dai 0 ai 99 anni, Certo. Caro Marco Schiaffino, significa che ci puoi andare anche tu. Sei felice? Sì, pur non avendone 22, pur essendo maschio, ma a maggior ragione Però fai essendo parte maschio. della quota 99. Senti, ma Marisa, dicevi prima c'è una modalità di iscrizione. Di Qual è adesione. quella modalità? La modalità di iscrizione è appunto su Instagram, perché si trova il modulo, si trova la locandina, si trova il modulo a cui iscriversi e tutto quello Quindi che si serve. cerca Wow Woman Sì, su Instagram, su Instagram. e da lì si compila il modulo e si Esatto, invia. Wow Woman, sì, Wow semplicemente. Woman, però con 2 O, giusto. No, V. V faccio lo spelling. Ok, proprio wow, E così poi come. WOMAN, tutto Ok. attaccato. No, pensavo che lo wow fosse un po'. No, sono io che lì diventa una doppia O. Vabbè, l'ho interpretata così. Va bene, grazie mille Marisa, ovviamente anche a te per esserci venuta a trovare. E buono spettacolo quindi questa sera. Dai, non è uno spettacolo, è una conversazione tra una donne e performance, uomini, sì, e un anche, dialogo. comunque Insomma, è un'attività chiacchieriamo performativa, però. insieme. Sì, assolutamente. No, questo intendevo questo, cioè comunque è un happening, Happening, come sì. dicono quelli bravi. Sì. Va bene, allora Posso dire che ne seguiranno happening. altre 3? Certo. Posso Ma dire gli argomenti se ci sta? Ma infatti i temi quali sono? Ecco, Perché partite il pro- facile con la Sì, questione col del lavoro. lavoro, poi Bravo, hai detto proprio che partiamo facile, l'abbiamo voluta così anche perché anche noi dobbiamo proporci in una modalità nuova che non ci appartiene proprio molto, però
vogliamo provarci. Allora, il 26 marzo, sempre nella stessa sede, lo stesso orario, potere di dire, fare, baciare, lettera, testamento. Questo è il potere. Parleremo, parleremo di patriarcato, ma anche di potere di diversi generi. Esercizio del potere. Ma mamma sentite mia. questo titolo, il 21 maggio, questo è bellissimo. Saltiamo aprile, come ho detto prima. Da sesso rock and roll a sesso e samba. E qui. Dai, Bello, entriamo eh? anche nella pop culture, mi piace, hai voglia. ci Tripolino sta? ti vedo già a Legnano prossimamente. Sì, ma Vabbè. infatti guarda, cioè io ho già il bar di riferimento, cioè ho il collettivo femminista, perfetto, ho il gas dove poter comprare tutte le cosine buone. Perfetto. Bene, L'ultima, quindi, vai. fammi dire l'ultima, Giugno. che è il 18 giugno. Parole, parole, parole. Soltanto parole? Giusto, così mi piace. Sugli Passiamo ai stereotipi, fatti, eccetera. passiamo ai fatti. Brava Marisa, grazie. Grazie e a ringraziamo voi. ovviamente e salutiamo tutte le donne, le compagne del Wow Woman. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Marisa.